un conto è individuare il problema, un altro conto è trovare la soluzione. E il risultato è la caserma Serena, e il risultato è la da 800 a 300, la caserma, quei 200 sono lì da un anno. Quindi quando lei dice accelerare l'iter per farle una domanda? Quando finisco volentierissimo. Accelerare l'iter per dire chi ha diritto e chi no e aumentare i rimpatri mi va benissimo, ma nella pratica non è avvenuto. E se fosse stato questo l'obiettivo, voi non dovevate cancellare lo SPRAR, dovevate raddoppiare le commissioni territoriali che giudicano chi ha diritto o chi no. Non l'avete fatto, l'ha fatto il governo precedente, il governo Gentiloni con Minniti. Dovevate accelerare le procedure giurisdizionali di fronte al tribunale e non l'avete fatto. Dopo l'ha fatto il governo scorso con Minniti. In realtà voi avete tenuto 200 persone anziché diffuse in 200 comuni in un unico territorio. E sapete perché? E sapete perché? E sapete perché? Perché a voi interessa che le persone abbiano paura. A voi interessa avere quel tafferuglio, perché su quel tafferuglio voi fate propaganda. Perché voi i voti li prendete facendo propaganda e non risolvendo i problemi. Questa è la differenza.